Sì, TCS off, è normale. Accelera, accelera. Ieri si è messa paura mia figlia. Ci avete detto come bella con i gatti. Che si è messa paura, ha detto mamma, non esco più. Mio marito ha detto non uscire più, mi raccomando non fare niente. Ma quella deve stare attenta a noi, signor. Chi siete? Fai il giro. Oh, che bello! Però non hai detto ancora si vola. No, adesso si dice si vola. Si vola! Hai visto? Mi è venuto, viene automatico, si vola, guarda. Non è bello quando... Vai, corri che è rosso. È perché quella ha parcheggiato e lui giustamente si è allargato. Guarda, che bello, il bordello. Perché si sta arrabbiando? Non lo so, sta nervoso stamattina. Guarda. Noi siamo scesi con i 125. No, non siamo scesi con i 125. Non devi essere nervoso, amore. Oggi è sabato, è l'inizio del weekend. Vedo a tutti quanti in giro con sto zainetto, ma è nuovo, è di moda. Con la palla schiacciata. Oh, sta agrippando il motore, eh? Pensi che 3 tempi? Può darsi che 3 tempi. 3, 2, 1. Si vola! Olè, vai, un po' di sani fossi. La freccia. Sì, sono tutte mie, vedi queste barche, tutte comprate con i soldi di YouTube. Ma tu lo sai quanto ho guadagnato questo mese con YouTube? 14.500.000 euro. Sono veramente euforico. Vergellina è mia, l'ho comprata tutta grazie a YouTube. Ah boh, ma picciola, da chi là? Io cose di pazzi. Quello col T-Max è uscito contro mano. Stava investendo a quello con lo scooter. Quello con la macchina l'ha visto. Quello con lo scooter ha frenato di scatto. Dopo che ha frenato di scatto quello con lo scooter, quello con la macchina lo stava tamponando. Mamma mia. Oh, almeno alza la testa. Mi ha fatto mettere paura. Mi ha puntato col telefono in mano con la testa bassa. Olè, vai, sfondiamo le moto. Che bello, vi piace proprio attraversare con le teste basse in curva? Eh sì, vi piace. Later. Ieri si è messa paura mia figlia. Quando? Una bella ragazza con le chiavi in mano, ci avete detto come bella con i gatti. Che si è messa paura, ha detto mamma, non esco più. Mio marito ha detto non uscire più, mi raccomando non fare niente. Ma quella deve stare attenta a noi, signor. Chi siete? Ma cose di pazzi qua. Ma che fate? Motociclismo? Sì. E dove? A Monza? No, al Mugello. Ah, siete toscani, Firenze? Bravo. O a Vallelunga, a Roma, a Vallelunga. Allora io volevo... Sono 2 i circuiti. O a Roma, a San Benedetto del Tronto, nel Molise non mi andava perché era un paese e sono capitata a Napoli perché così ha voluto una strada. No, comunque non eravamo noi con sua figlia, non credo, perché noi... C'è la mia ragazza. 4 ragazzi che non erano mai venuti qua, stavano ieri. Allora forse eravamo noi. Ma non eravamo noi. No, è strano, cioè nel senso... È stato un occhio, qualcuno di voi l'ha guardato e credo sia impressionante. Ah, ma nessuno gli ha detto le chiavi, non le chiavi. No, è stato con lo sguardo. Ci avete detto come bella con i gatti. Ah, no, io stavamo aspettando la mia ragazza, io ho appena accompagnato la mia ragazza. Meritava forse di essere guardata, allora. Io ho detto, poi mi sono affacciata e vi ho visto da sopra, ho detto non ti preoccupare, No, non sto no, facendo niente. No, io stavo aspettando la mia ragazza che scende. Scusate se vi ho fatto... Non mi preoccupate. Io sono una mamma che... Ma è giusto. è mia figlia perché è una bella ragazza, giusto? È giusto. Guardate qualche altra volta. Come? No, lo prendiamo spesso. Un caffè ce lo pigliamo a bar di Va bene, pesco. va bene. Ma correte veramente? Le gare? No, non facciamo gare, però andiamo anche in pista. Siete importanti? No. Ah, siete bei tipi però, perché siete di Firenze. Ah, Firenze è la capitale della cultura, ci volevo vivere, mi sarei sposata pure un gay per stare a Firenze. Siamo stati una notte e niente, non è successo niente. Dico signore, non lo vuoi, non fa niente, sarà il mio amico per sempre. Ma sono simpatica, napoletana di Nola. One eternity later. Ciao, grazie. Arrivederci, buona giornata. So così pazzi.
Lasciato Carlottina a casa, stiamo dirigendo al McDonald's come al solito, pausa del sabato. E avete appena visto cosa succede in un comunissimo, cosa vuol dire guidare a Napoli. Vedi, quello che impenna, i pazzi che ci circondano. Sempre cassa a manetta. L'ultima cosa, Dite. perché sono così solare, c'ho il cortisolo, lo sai che cos'è il cortisolo? Nell'analisi del sangue noi abbiamo 7,50 corso, tutti lo devono fare nella vita, stanno tutti casati. Io sono casata perché ho l'eccezionale equilibrio del buon umore. E invece no, lo sapete cosa mi porta a me il buon umore e cosa mi casa tantissimo? Eccola qua. La tua signora, Lei è la mia adrenalina. c'hai ragione. Se io vado là si spacca tutte cose perché sono molto forte, perché imparo tutto, te la faccio, posso pure portare io. Lo faccio perché sono pericolosa, perché in macchina con un 128 ero Nico Lauda, con una 500 andava sulla costiera amalfitana. Avete fatto anche voi le vostre cose da giovane. Devo parlare. E adesso prego perché in chiesa è l'unico posto dove non faccio guai. Arrivederci. Pausa al Mac fatta, ragazzi. Ne approfitto per spammarmi il video che è uscito del Tenere. Vi lascio la i qua in alto. Se non l'avete visto andatelo a vedere, perché è un test ride che mi avete chiesto in tantissimi. È un test un po' pinnoso del Tenere 700. All'uscita di Lago Patria, a sinistra per la mano. Va bene. Strighi, però no, strighi, perché mi fai spandare tutta la motocicletta, vedi come fa? Siamo a care per mettere la mano in terra, no, perché esci con il corpo e non ti rendi conto che mi sbilanci tutta la motocicletta. Siediti avanti, siediti, la faccio guidare a te. Metti il piede qua. Stai attento a non mettere la marcia, bravissimo. Ci sei? Allora metti la prima, lascia piano piano la frizione, lascia insieme a me. Bravissimo. Metti la seconda, accelera. Tira la frizione, metti la prima, lascia la frizione, mettila a folle. Ok, perfetto. Levati da Is. Lo sai guida anche me. Ad esempio, non sai camminare a piedi. Guida meglio anche di te. Sì, TCS off, è normale. È stata? Bella! Ah, è stato Alex. Benissimo. Io non lo so. Ale! Mi era John Travolta sulla moto, l'hai visto? Era uguale! Sfriziona! Dopo ce l'andiamo a fare, eh? Dopo, no? Ci stanno un casino di loro, che me lo stanno chiedendo. Ci dobbiamo organizzare un'altra sera, no qua fuori. Hai chiappato un po' di pesce e esce un po' in più. Se poi in terra tengo il crash cage fatto apposta.